Vinitaly 2016 alla cantina Cadibon. Siamo in presenza dei due titolari, i figli dei titolari, se è meglio per così dire, le nuove leve della cantina. Dico bene? Certo. Ora ve li presentiamo. Sono Luca. Sono Francesca. Quest'anno presenti qui al Vinitaly, questa cantina ormai storica, da quanti anni esiste la cantina Cadibon? Ma io sono di giovane età, credo che il papà abbia una storia adesso di 25 anni che siamo presenti al Vinitaly. 25 anni con profitto, si può dire. Quest'anno la differenza rispetto agli anni passati è stata più proficua o è stata allo stesso livello degli altri? Sì, ormai è un po' di anni che partecipo e ho visto una notevole partecipazione del lunedì e anche di oggi, di martedì, con meno affluenza la domenica, diciamo più persone del settore e meno curiosi. Voi avete una varietà notevole di vini e indirizzati tutti, sì, così se possiamo già anticipare quello che potrà essere la novità della cantina, al bio, è vero? Certo, la nostra azienda ormai è dal 2007 che lavora in biologico e saranno presto tutti i vini certificati bio in bottiglia. Oggi col Vinitaly 2016 presentiamo la Ribolla Gialla e il Friulano che valgono dell'etichetta bio. I vini adesso come produzione vinicole o bottiglie, se così può dire, di varietà, quali sono? Allora, il Friulano, la Ribolla, il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio e il Ronco del Nonno che è un uvaggio. Mentre poi abbiamo il Merlot, Refosco, lo Schioppettino, il Cabernet Franc e un uvaggio rosso di Merlot Refosco, Rondalgial. Per finire un moscato d'aperitivo e un verduzzo passito. In questi 3 giorni, qual è stato il vino che avete visto ha avuto così un po' più d'appeal nei confronti dei vostri interlocutori? Sicuramente gli autoctoni della nostra zona, quindi il Friulano e la Ribolla come bianchi e il Refosco e lo Schioppettino come rossi. Più anche la novità del moscato ha un po' incuriosito i nuovi e vecchi clienti che sono venuti a trovarci. Quindi una presenza comunque, presumo, sia in Italia sia all'estero. I paesi dove siete presenti ad oggi? Il paese che ci dà più soddisfazione noi nell'azienda è il Giappone, mentre lavoriamo anche con la Germania. Adesso pian pianino stiamo apprendendo anche dagli altri paesi esteri. Per fortuna anche stiamo andando bene. Verona è il nostro primo obiettivo e comunque la differenza sicuramente è comportarci sempre bene con tutti i nostri vini, avere rispetto tantissimo del vino e avere rispetto del cliente futuro nostro. La vostra cantina so che è dotata anche di una sala assaggi, di una presenza, intendo dire come struttura fatta per ospitare anche parecchie persone. Vuole invitare queste persone a venire a trovarvi, a visitare la cantina? L'azienda ha sede a Corno di Rosazzo ed è a cavallo tra le due zone DOC più famose in Friuli, che è la DOC Coglio e la DOC Coglio Orientale del Friuli. La nostra azienda ha la possibilità di avere un punto vendita con la degustazione di tutti i vini e in più all'interno ha una sala con una capienza di circa 100 persone per delle riunioni o comunque delle conferenze sul vino.